Tra i comuni dove si andrà al voto prossimamente in occasione delle amministrative c'è anche quello di Cattolica Eraclea. Il primo cittadino uscente, Santino Borsellino, annuncia ufficialmente la sua ricandidatura, anche in considerazione dei tanti risultati positivi raggiunti nel corso del suo mandato. È stato di nuovo decandidato, facendo una consultazione con tutto il gruppo della maggioranza nel Consiglio Comunale. Si è deciso di continuare questo progetto di innovamento per la comunità di Cattolica Eraclea, perché tanti risultati abbiamo portato a termine, tanti risultati sono sul piatto ma non sono visibili. Vi faccio l'esempio. Da 4 anni che lottiamo con l'erosione, siamo imminenti a iniziare, non sappiamo se iniziamo i primi di maggio o ottobre, perché se ci danno la deroga al 30 maggio iniziano i lavori. Da più di 5 anni che si lavora con le aree interne, già in questi giorni sono arrivati 3 decreti di finanziamento, uno per fare un centro multimediale alla casa di Cristo di Benedetto, uno davanti alla zona archeologica e del Savo, la dequalificazione del Calvario, più di 2 milioni di euro già questi decreti sono arrivati, quindi pronti ad appartarli. Siamo in attesa del CCR, il Centro Comunale d'Accordo, un progetto pure finanziato di 970.000 euro. Abbiamo portato un comune al risanamento perché non abbiamo debiti, da 3 anni forse è l'unico comune della Sicilia che non va in anticipazione di cassa. Ci sono diverse ragioni per continuare questo progetto, per dare una svolta radicale alla comunità di Cattolica Eraclea, perché c'è tanto lavoro, abbiamo fatto e continuiamo a fare. Io ho iniziato con 20 dipendenti che sono andati in pensione, la macchina ha funzionato tantissimo, ringrazio tutta la macchina amministrativa. Uno dei primi comuni abbiamo stabilizzati, hanno avuto le professioni orizzontali, i concorsi verticali. Abbiamo fatto qualche concorso esterno per cercare di rigiovanire e dare un supporto di gente qualificata. Sui rifiuti, un esempio, quello risultati raggiunti ad oggi sono enormi, non abbiamo nessun debito. Da 3 anni che prendiamo le penalità. Queste penalità, sì, qualcuno dice ma perché non abbassate la lista dei rifiuti? Il problema è che 7 anni fa, 8 anni fa, un conferimento dell'umido ci costava 70 euro a tonnellata, il conferimento dell'indifferenziata ci costava 100 euro, ad oggi l'umido ci costa 240 euro a tonnellata, l'indifferenziata ci costa più del doppio, più di 200 euro, nonostante tutto non abbiamo nessun debito e l'anno scorso abbiamo diminuito il 5% della tariffa. Sono risultati che la comunità veramente ne può gioire e sono orgoglioso di averlo ottenuti. Abbiamo tanti progetti in itinere che abbiamo presentato il PNRR. C'è la possibilità che questo comune può già vedere il sole, ma può vedere tanto sole e tanta luce ai benefici dei nostri figli. Questo è lo scopo in cui mi candido, per cercare ai nostri figli di vivere un futuro migliore.